Da piccolo ho sempre fatto questa festa, era entusiasmante farla. Era una tradizione morta, persa, le famiglie non si trovavano più. Ciao ragazzi, benvenuti alle VA di Montecchio Preccalcino, Alto Vicentino. Oggi, 31 ottobre, è il Quiet Day. Pensate, se mettessimo in fila uno dietro l'altra le spade di tutti questi spiedi, copriremmo una distanza di almeno 500 metri, quindi questo è uno degli spiedi più imponenti del Veneto, forse anche di più. E infatti vengono cotte qualcosa come 2000 quaglie, poi c'è il maiale, poi c'è la salsiccia, con gli spiedi che sono stati preparati dai volontari nei giorni precedenti, seguendo un ordine predefinito quando si tratta di mettere i pezzi di carne e le quaglie. Insomma, un lavoro certosino che dura ormai da più di 20 anni, perché è questa l'età della festa. Ed è una festa che tradizionalmente si celebra la sera dei morti, per l'appunto il 31 ottobre. Ora, vedere lo spiedo che gira in questo modo sembrerebbe, detta in maniera molto grossolana, una sagra o un semplice tributo gastronomico, ma in realtà non è così, perché questo è lo specchio di una tradizione profonda, molto radicata in questo territorio. E siccome a me piace andare dietro le quinte e scoprirla, la verità delle tradizioni, ho cercato di scavare un po' più a fondo. E ho capito che questa è una festa molto sentita non solo dalle VA, ma anche da tutto il comprensorio, perché dietro c'è una storia che appartiene un po' a tutti e che tutti insieme, grazie ai volontari e a Daniele Scandolo in particolare, continuano a portare avanti. È lo specchio di un'identità culturale e territoriale ben precisa. Perché le quaglie di Alevà? Le quaglie, primo perché sono tutte di allevamento adesso, allevamento a terra certificato, perché nel 1700 alle VA di Montecchio Preccalcino funzionavano le quagliare, dove c'erano dei posti che venivano catturate le quaglie per dopo cederle ai ricchi di Tiene, ai conti ricchi, in cambio di farina, di grano turco, di sementi. Era una merce di scambio, soldi. Serviva per sopravvivere. Serviva per sopravvivere, sì, non venivano mangiate nel posto, venivano tutte vendute. E perché erano qui le quaglie? Cosa trovavano qui? È un ambiente secco, ghiaioso, la quaglia non ama troppa umidità. La coltura era erba medica, frumento, e dopo iniziavano col grano turco. A quei tempi il grano turco era piccolo, non era 3 metri come adesso. Erano habitat, ce n'erano. Io da piccolo mi ricordo che andavamo a battere le quagliare, che è il luogo dove si catturavano. Che è il luogo dove si catturavano, e non le venivano uccise col fucile, venivano catturate col cortineo, che è una rete che veniva messa in testa dei campi, e dopo noi bambini con dei barattoli o fischiando camminavamo, e loro camminando si prendevano sulla rete col cortineo. Ma veniamo alla festa, all'evento, allo speo vero e proprio, che se vogliamo possiamo un po' considerarla come la risposta della tradizione locale ad Halloween, che è di importazione americana anche se di matrice irlandese. Però cos'ha in più questo evento? C'è un fattore, con la nascita dello speo dei morti, che non si trova nei libri di storia, si trova soltanto vivendola questa manifestazione, soprattutto come faccio io, dietro le quinte. E questo fattore è lo spirito dello stare insieme, quello che cementa le relazioni e che talvolta ti fa fare delle cose inimmaginabili, come è successo per esempio nel caso di Daniele e il priore della confraternita, perché tutto questo all'inizio era poco più di uno spiedo, adesso è diventata una cosa che coinvolge un'intera comunità, e questo non è da tutti. Come è nata questa tradizione, che non è lunghissima? No. La tradizione di Levà era spiedo di uccelli, che veniva fatto alla sagra la seconda domenica di ottobre, nelle 2 trattorie qua del paese. Dall'80 sono proibiti,
E io sempre in casa mia lo spiedo si faceva con le quaglie, e poi sono commerciali e si trovano dappertutto. Cene che facevamo sui campi, ho fatto un caminetto in ferro per fare le feste sui campi, per fare festa. E poi da lì, E da lì mi hanno chiesto di entrare nel gruppo Sagra e da lì è partito tutto. alla prima edizione, quanti spiedi facevi? La prima edizione era un spiedo piccolo, 124 quaglie, Oggi? in due, io e Michele, E oggi? e oggi 2000. Sono È un bel cambiati. salto, voglio È un bel dire. salto, sì. Però che si fa solo se c'hai tanti volontari, perché adesso oggi siamo una quarantina, 45-50, la Sagra siamo 140, 150, E cosa perché oggi si fa solo l'asporto e solo su prenotazione. Questo spiedo tipico dei morti, Mm, perché la tradizione era che il giorno dei morti si faceva lo spiedo nelle famiglie. certo. Nelle famiglie c'era lo spiedo di uccelli, di altra roba, di fagiani, di farone, ma c'era lo spiedo. Lo spiedo ci vuole tempo per prepararlo, tempo per cucinarlo e la gente non ha più tempo. E nel 2003 mi è venuta la brillante idea di fare lo spiedo dei morti, solo da asporto. 700 piatti la prima edizione, adesso 2000. Ma chiudiamo 2000 perché non abbiamo più posto e anche personale. Per accompagnare lo spiedo ci vuole la polenta olta, che stanno facendo proprio qui vicino. 2 o 3 fettine. Quante fette? Quest'oggi cuciniamo 5280 fette di polenta. Ma come ve l'ha fatta la polenta olta? Allora prendiamo l'olio dello spiedo, Eh, lo portiamo in queste leccarde, aggiungiamo olio di oliva e cuciniamo la polenta. e quindi il gusto alla fine? Allora, la polenta diventa croccante all'esterno e asciutta all'interno, dorata come una pepita d'oro. E il Fantastica. sapore? Buonissimo. E poi accompagna lo spiedo. Accompagna lo spiedo perché prende il gusto della carne dello spiedo e delle quaglie. Comunque è una prelibatezza. Ma voi altri viene facita in modo con la mangiare anche. Io la facevo mangiarla voi altri? o Sì, no? ma me lo fuori io, c'è un altro per dire. Daniele lo chiamano il priore e c'è un motivo, perché lui è il presidente della confraternita dello spiedo, che ha lo scopo di diffondere la cultura legata al Quaglia Day, altrimenti rischia di rimanere un evento fine a se stesso. Quando iniziarono, agli albori quindi, non c'era tutto questo, però in quel momento fu lanciato un seme, l'inizio di un percorso che poi è andato a beneficio, sta andando tuttora a beneficio di tutta la comunità. Perché? Perché i proventi di questo evento, i proventi che si sono succeduti nel corso degli anni delle varie manifestazioni, vengono destinati a degli scopi benefici. Ve ne dico alcuni. Il palazzetto che vedete qui, il Palaquaia, è stato finanziato grazie ai proventi di questo evento. Pensate che hanno finito di pagarlo quest'anno, mi hanno detto, ma poi proventi ricavato è stato devoluto all'asilo, a persone in difficoltà, insomma si fa del bene grazie a questo evento e i volontari che si massacrano veramente di lavoro perché li ho visti, per questa cosa non intascano un euro che sia uno. E questo rafforza ulteriormente il senso di comunità che loro stessi incarnano per primi. Quello come preparate, la gente se lo porta a casa Sì. e si ritrova insieme. E questo è uno dei valori che volete trasmettere. Questa è la tradizione di riunire le persone, le famiglie. La tradizione non è solo portare avanti un simbolo, è anche aggregare le persone. Le persone vogliono parlarsi, vogliono stare insieme, le persone vogliono dialogare. Certo. E davanti a un buon piatto. Davanti a un buon piatto e rievocano i defunti della famiglia o gli amici. È una festa, non è l'Halloween americano, è una festa veneta dell'Alto Vicentino, ma da piccolo ho sempre fatto questa festa, era entusiasmante farla, il speo dei morti, lo si vedeva aspettavi, l'ora, lo aspettavi con entusiasmo, Ma è speo ancora dei così? morti, è ancora così perché abbiamo rimesso in piedi, era una tradizione morta, persa, le famiglie non si trovavano più. Tu sei un po' l'artefice di tutto questo, no? Come ci si sente dopo questi anni ad aver creato intanto un gruppo di amici come questo e poi un'attesa così forte ancora nella comunità? Sì, come si sente? A volte non ci credo, però è la realtà. Numeri
sono molti, non riusciamo a farne di più, però il gruppo è forte. Il gruppo è forte, riesco a tenerlo ancora. Eh, Comunque è un'esperienza unica, unica. Perché oggi sono teso. Eh, Quando sono le 9, quando vedo gli spilli finiti, vuoti e tutti sono contenti, allora mi libero. Forse anche questo, perché io lo faccio come una missione, cioè metto l'anima e il corpo su questo perché lo fai? per gli altri. Daniele, come ci si sente a fare del bene con queste cose buone qua? Ci si sente appagati. Non c'è, sto emozionandomi, non ci sono euro che pagano l'emozione che si trova quando fai qualcosa per gli altri, non c'è. Io dico Perché- sempre che il futuro sta nelle tradizioni, perché nelle tradizioni ci sono proprio questi valori. I valori delle persone e le persone devono tirar fuori il meglio di loro, perché abbiamo bisogno di star bene, di stare certo. assieme e non di guerre. Abbiamo bisogno solo di serenità e la serenità è la prima per cosa. E ci sono persone che non hanno questa serenità o per malattie o altre cose, Certo. però cerchiamo di aiutare un po' tutti. Cerchiamo di regalare un sorriso. Un sorriso a tutti. Ecco. Grazie Daniele, veramente Grazie grazie. a voi altri. Onestamente non spero, no, vedo anche l'ora di passare a camminare.